Signora Marisa, oggi la comunità di Pieve di Soligo, ma direi tutta l'Italia, celebrano il poeta Andrea Zanzotto, ma ricordiamo che l'aspetto umano. Sì, ma io mi sono meravigliata di Cacciari, che sia venuto stamattina al teatro e che abbia parlato. E siccome quello che ha detto è stato molto importante e l'ha detto molto convinto, allora ho capito che aveva proprio voglia di venire e quello che ha detto è stato fondamentale. Noi abbiamo ricordato l'arte di Andrea Zanzotto, ma Andrea Zanzotto uomo, che persona era? Come lo ricordiamo? Io lo ricordo, io mi meraviglio che mi abbia sposato, sì. Ma intanto ero già preside, ero laureata, ero autonoma, avevo uno stipendio e questo contava molto per me e anche per lui. E come lo ricordo? A vederlo ieri l'altro celebrato in quella maniera mi sembra come un personaggio irreale a cui non potevo dir di sì o lui non poteva dir di sì a me e invece è capitato perché ci sono anche due figli che lo testimoniano. Sindaco, con questa inaugurazione della casa paterna di Zanzotto abbiamo un motivo in più per visitare la sua Pieve di Soligo. Un tassello nel nostro tessuto urbano che prende vita, un tassello che parla della storia antica di Pieve di Soligo legata alla figura del poeta. È una casa nei suoi connotati molto semplice ma di una dolcezza unica che appunto, come è stato detto oggi, si arricchirà nel prossimo futuro anche di tecnologia che saprà narrare la poetica e la figura di Andrea Zanzotto. È un punto importante di un percorso che abbiamo iniziato ormai da anni, che vede tutte le istituzioni, la famiglia lavorare assieme non solo per ricordare il poeta ma anche per creare una economia e una visione diversa dei nostri territori. Ministro, nel suo intervento lei ha parlato di una riflessione sull'uso delle parole che il messaggio di Andrea Zanzotto potrebbe portare a tutti noi. Guardate, oggi le parole, c'è un abuso delle parole, in special modo attraverso i social network, e la riflessione è questa. Immaginavo appunto quanto tempo impiegava Andrea Zanzotto nel costruire pochi versi, una poesia, catturare le sue riflessioni esterne e interne e le emozioni che doveva far provare. E penso invece oggi in quale maniera spregiudicata noi utilizziamo le nostre parole, spesso abusando delle riflessioni e anche con molti bugie all'interno. Ecco perché Zanzotto ci porta oltre a una riflessione sul paesaggio, una riflessione sull'utilizzo delle parole nella nostra società. Assessore Corazzari, la Regione Veneto ha creduto fin dall'inizio in questo progetto per Pieve di Soligo che impreziosisce non solo la comunità del quartiere del Piave ma tutta la Regione Veneto. Sicuramente con una legge del 2013 abbiamo appunto promosso questo contributo. Oggi che siamo nell'ambito delle celebrazioni del centenario, fare questa inaugurazione per noi è significativo e importante. Il messaggio di Andrea Zanzotto è quanto mai attuale anche per le tematiche che affrontiamo quotidianamente di rispetto dell'ambiente, di tutela del nostro paesaggio, di sviluppo sostenibile, e pertanto ci fa piacere che un messaggio di uno dei più alti cantori del paesaggio veneto, uno dei nostri poeti di riferimento che rappresenta per noi una pietra miliare nella cultura, nella storia e nella tradizione veneta, possa dare anche un forte punto di partenza ed un appiglio culturale rispetto a delle scelte di strategia che saranno anche quelle che ci impegneranno nel futuro, quelle di uno appunto rispetto, un'armonia con il nostro ambiente, quelle di una capacità di guardare alle sfide del futuro avendo ben presente quella che è l'importanza della salvaguardia del nostro paesaggio, del nostro territorio. Solo così riusciamo anche ad affermare quello che è una forte identità culturale ed un valore di un modello veneto che si è dimostrato nel corso degli anni un modello vincente. Beh, la poesia evidentemente qualcosa è nel sangue in questo momento di questa città e di questo territorio, questa festa che non è una celebrazione, una vera e propria festa di compleanno per il centenario di Andrea Zanzotto ci fa capire quanto la poesia permea il territorio. Dobbiamo ricordarci anche di quanto la poesia in questo momento sia importante a livello mondiale. La poesia per esempio è stata fondamentale negli Stati Uniti d'America per pensare a come ripartire dopo alcuni fatti, quelli di Capitol Hill della scorsa legislatura. La poesia è importante in questo momento per capire dove
dove sta andando per esempio l'Africa con i premi Nobel che vengono attribuiti ad alcuni grandi poeti e narratori africani. Davvero la poesia interpreta al meglio il nostro tempo, quindi perché non avere una settimana ogni anno a Pieve di Soligo nel nome di Zanzotto, perché questa città deve essere obbligatoriamente capitale e portare tutti i giovani appassionati, tutti i giovani poeti e tutti i giovani studiosi a fare in modo di nutrire la casa paterna di Andrea Zanzotto di una continuità che sarebbe veramente unica.